Buongiorno. Cosa ci porta a svegliarsi alle 3 del mattino? La Sardegna! Buongiorno a tutti, finalmente è arrivato l'attesissimo 29 dicembre 2018. Siamo partiti, sono le ore 4, ci siamo svegliati alle 3, abbiamo fatto colazione con calma e adesso siamo partiti per Orio al Serio, Esatto. aeroporto di Bergamo, dove alle 7 del mattino partirà il nostro jet privato che la redazione ci ha fornito. Io avevo chiesto un jet separato solo per me, non l'hanno fornito, ne hanno fatto solo due. Ci accontentiamo, via. Esatto. E ci vediamo dopo in aeroporto. Vi faremo vedere l'entrata dell'aeroporto di Bergamo. Ciao. Ciao. Bene, eccoci arrivati al parcheggio dell'aeroporto di Orio al Serio. Adesso Esatto. andiamo di corsa a prendere la navetta. Ma per andare, ma perché non fanno l'aeretto? Ma infatti. Per la navetta, ma guarda, sta gente. Adesso andiamo a prendere questa navetta che ci porterà all'aeroporto. Eccoci, siamo all'interno dell'aeroporto Orio al Serio. Esatto, quindi siamo tutti serissimi. Serissimi. Lì c'è il tabellone con il nostro volo Alghero 0705 gate A6. E vai. Mentre sull'aereo siamo prontissimi. E ci vediamo dopo ad Alghero in compagnia Dello straniero. Ciao. E ce l'abbiamo fatta, eccoci, stiamo scendendo le scale dell'aereo, il viaggio è andato, Che aria già diversa. mamma mia veramente, aereo, Scusate però che prendiamo il bagaglio, perché se non prendiamo il bagaglio non abbiamo la roba. guardate le strade trafficate della Sardegna. E soprattutto guardate questo bel numerino qui. Cioè noi siamo partiti stamattina a 1 grado da Brescia praticamente e qui ci sono 14 gradi ragazzi, è incredibile, un altro mondo. Adesso stiamo andando a zona Castelsardo per visitare la roccia dell'elefante, Quella vera. quella vera. Quindi preparatevi, mi raccomando, che a breve la vedrete. Eccoci, finalmente siamo arrivati all'attesissima roccia dell'elefante. Ecco. Siamo in località Castelsardo e questa roccia dell'elefante, come vedete, è un grande ammasso che è stato eroso dagli eventi, dagli agenti atmosferici, e praticamente stavo documentandomi un attimo e stavo leggendo che comunque questo masso faceva parte di un complesso roccioso ed si è distaccato da questo masso roccioso rotolando a valle, quindi è veramente incredibile che possa essere, appunto, possa aver avuto questa genesi così abbastanza traumatica, volendo, e comunque mantenere questa forma che veramente è quella di un elefante, assolutamente. Adesso abbiamo visto che ci sono anche alcune aperture, quindi andiamo a visitarlo internamente.
seguiteci. Prego. Sono all'interno, abbiamo 2 protome taurine ai lati, Addirittura! 2, addirittura 2, abbiamo anche un Gianluca. Grande! Bella sta cosa! Sto bene lì? Assolutamente sì! Anche qua, Ma dai, ma quindi è proprio anche legata alla celebrazione dei defunti, le arti funerarie.